Grace, Omar, Alessandra, Alessia, Ilaria, Maddalena, Denisa, Anna, Ilaria, Castelia, Melia, Davide, Nicolò, Alberto, Andrea, Giovanni, Michael, Andrea, Natalia. C'era una volta un vecchietto che viveva con un bambino orfano. Un giorno il vecchietto decise di costruire un automa che giocasse col bambino. Poi il vecchietto si ammalò e disse all'automa di prendersi cura del bambino. Di lì a poco il vecchietto morì. Ogni mattina l'automa svegliava il bambino con affetto. Gli preparava pasti nutrienti, Giocava con lui, insegnava a costruire degli aquiloni. Poi se c'era bisogno lo portava al medico. In realtà insegnava anche a coltivare i fiori, a dipingere e a leggere. Il bambino si prendeva cura dell'automa. gli controllava le lampadine del candeliere. Un brutto giorno le vicine andavano a casa loro e subito dicevano al giudice che il bambino viveva con un mostro. Così la polizia andava a prendere il bambino. Lo portavano in un villaggio dove vivevano altri bambini senza famiglia. Tutti desideravano avere una famiglia. Una notte tutti i bambini scesero nel cortile. L'automa li aspettava e insieme preparavano un piano. Il giorno seguente arrivò in collegio un signore dal naso posticcio. Il signore adottò tutti i bambini e insieme vissero felici e contenti. Matilde, Asma, Beatrice, Anna, Luca, Marco, Francesco, Andrea, Pietro, Eleonora, Bianca, Beatrice, Gilda, Camilla, Maria, Rinor, Nicola, Martina, Antonio,